Dopo prego. Allora, dovunque va Di Maio fa casino. Nel pomeriggio Stefano dal castello di Duino hai avuto modo di guardare un pochino la nostra valle, sia quella di Trieste che la nostra di Monfalcone. Hai potuto vedere molto da lontano il problema che abbiamo noi a Monfalcone, che è la centrale a carbone. Al momento questo è uno dei problemi, speriamo di non averne un altro che sarebbe il rigassificatore. La centrale A2A al momento brucia solamente carbone. Probabilmente entro il 2017 dovrebbe essere rinnovata l'AIA. La stanno facendo di tutto per anticipare la fine di quest'anno. Anticipando la fine di quest'anno probabilmente vorrebbero bruciare anche, come la chiami a Roma, la spazzatura, Monezza, scolasse da noi. 10-15%. Il carbone indubbiamente costa poco, la spazzatura costa di meno, anzi prenderanno dei soldi. Ok, questo è uno dei problemi, legato soprattutto a noi a Monfalcone e al carbone. Quindi c'è tutto l'interesse a continuare con il carbone, per loro ovviamente, non per i cittadini che ne stanno soffrendo giornalmente. Cambiando adesso sul discorso del riciclo, io giro abbastanza il mondo. Negli Stati Uniti le bottigliette di plastica, le bottiglie in genere, in quasi tutti gli stati, hanno un 5 centesimi di refund, restituendole. E pane anche per gli homeless questo. Quindi questo è un qualche cosa che si potrebbe fare anche qua da noi in Italia. Nei paesi del nord, dove anche ci sono stato, i centri commerciali, prevalentemente i centri commerciali, hanno la macchinetta, mangia tutto, dove te è finito quello che devi buttare dentro, bottiglie, bottigliette, eccetera, eccetera, ti ritrovi con buona spesa. Lo facevano i miei dipendenti che vivevano laggiù, in Svezia, Norvegia e Germania, e si tiravano fuori qualche cosetta. Ecco, sono le cose che secondo me queste si potrebbe già obbligare perlomeno i centri commerciali ad istituire, ad installare queste. Ce l'abbiamo già? Bene, dove ce l'abbiamo solamente? Nella proposta c'è. Ah, c'è la proposta, benissimo, no? Ecco. Ok, ti ringrazio e vediamo che risposta ovviamente puoi darci. Li mettiamo nel parcheggio vicino a Di Maio. Posso dare una risposta, una considerazione, perché poi è una considerazione sulle centrali e comunque in generale sulla produzione dei rifiuti. Mi piace sempre fare un esempio, sempre questi esempi semplici, perché innanzitutto chi va in televisione, chi va porta a porta, io mi ricordo che mi arrabbiavo perché le prime informazioni che prendevo le prendevo lì e vedevo Vespa che faceva: ma allora questi inceneritori quando li facciamo, no? E c'era questa metafora bellissima che diceva, che poi la usava anche Grino nei suoi spettacoli, se ci pensi diceva: vabbè, questo rifiuto lo bruciamo e diventa energia per la lampadina, sparisce. Questo messaggio è geniale, perché è semplice ma sembra che è efficace, perfetto. Invece faccio un altro esempio. A noi a scuola ci facevano studiare il principio di conservazione della massa. Lavoisier si era messo con 2 campane, con una bilancia, che se bruciava un sigaro in una campana chiusa, il peso era lo stesso rispetto al sigaro prima di essere bruciato, perché in un ciclo chiuso, se io ho 1 chilo in ingresso, io 1 chilo ce l'ho in uscita. Per cui se io brucio 1 chilo di rifiuti, io sempre 1 chilo ho in parte ceneri, in parte in molecole che vanno in aria. Poi sempre questa mistificazione di filtri, ci sono i filtri. Allora pure le sigarette, fumiamo tutti, diamo questo messaggio, ci sono i filtri. Se voi vedete, i filtri non filtrano tutto, ma filtrano solo le particelle più grandi. Non solo, anche perché se filtrassero tutto, dopo un po' si baserebbero e non filtrerebbero più nulla. E poi il filtro è il bevuto di sostanze tossiche, non è che sparisce nel nulla. Quindi comunque anche quello che io ho filtrato, comunque ce l'ho e lo devo gestire, lo devo mettere in discarica. Non solo, se ci pensate, il tabacco non è che sia, è una sostanza, è un'erba, no? Una sostanza
però con alcuni additivi e con la combustione si creano, credo, non vorrei dire una eresia, 4.000 sostanze diverse nella combustione che amplifica e cambia lo stato molecolare delle cose. E questa è la stessa cosa, non può che non avvenire, è uno dei principi appunto di conservazione della massa, non può avvenire che in tutte le combustioni, compreso l'inceneritore. Un'altra regola che dicono è delle diossine, ed è vero, sì, quelli, un altro gioco che dicono è no, noi siamo contro l'incenerimento, contro gli inceneritori, bisogna fare i termovalorizzatori. Questo è vero, dicono proprio così, è come cioè ormai lo spazzino si chiama operatore ecologico, chiamano i nomi, sembra sempre quello è. Però è vero che quelli di ultima generazione fanno meno diossine, perché si sono inventati che le diossine più o meno si producono a 800 gradi e quindi quelli vecchi, anche senza recupero energetico o con recupero energetico, ma fisicamente è la stessa cosa, si facevano tanta diossina. Quelli nuovi hanno alzato la temperatura di combustione a 1200 gradi magari, ed è vero che le diossine, che sono molecole così grandi, vengono scisse in tante più piccole, che io magari neanche vado a misurare e dico guarda, le diossine non ci sono, che poi non è vero perché in parte ci sono perché la temperatura alta non è che c'è in tutto il ciclo, per cui a volte si abbassa e si formano comunque diossine, però è vero se ne formano di meno, però si formano delle particelle molto più piccole che sono più cioè entrano nel tessuto umano ancora più in profondità. Se voi ci fate caso nel naso avete dei veti per filtrare, ma filtrano le particelle grosse, quelle più piccole comunque anche nei tessuti entrano dentro. E io da ragazzo, cioè 10-15 anni fa, sentivo i miei assessori all'ambiente della Regione Lazio che adesso stanno in carcere e mi dicevano sì, ma sono piccole, non è che sono innocue, quindi sono più piccole, cioè, quindi la mistificazione di tutto è fenomenale. Per quanto riguarda il poter vendere, vabbè, già ho detto, però ci tengo a sottolineare una cosa: ci sono due tipi di water vendere. Uno, che era quello nella mia proposta iniziale, che però sembra rivoluzionaria, è quella di riutilizzare, nel senso io questa bottiglia la prendo, la riporto al negozio, la sterilizzo, creo anche posti di lavoro per chi la prende, per chi la sterilizza e la riutilizzo per lo stesso processo, lo posso riutilizzare più volte. Poi gente che si dice ma i camion, allora io ho contato i distributori, mi hanno detto guarda che noi portiamo, è vero, questa bottiglia la portiamo anche all'ultima spiaggia della Sardegna, è un viaggio, ma la portano piena e tornano col camion vuoto. Quindi se tu invece io la porto col camion pieno, prendo quell'altra e la riporto indietro, il bilancio c'è. Altra cosa, sì, ma poi la devi sterilizzare, la devi pulire, ma perché se la rifai nuova non la devi comunque sterilizzare, cioè, e quindi si attaccano a qualsiasi cosa. Quindi un conto è il riutilizzo, un conto è la cauzione per il riciclo. Riutilizzo, la riutilizzo così com'è. Il riciclo invece non è detto come quella delle macchinette. Tu prendi una bottiglia di plastica, la cauzione, riporti la bottiglia di plastica che viene anche schiacciata, quindi non la riutilizzi, diventa materia prima, però se non vai a cambiare, per quel discorso che facevo io, gli interessi, quindi anche l'IVA agevolata, invece adesso gli incentivi vanno all'incenerimento, è facile pure che tu quella bottiglia che riporti indietro, nazionale, tu sei tutto contento perché pensi di aver fatto un'azione virtuosa, magari quella bottiglia viene utilizzata in un inceneritore o paradossalmente buttata in discarica. Quindi un conto è il riciclo e un conto è il riutilizzo. Due cose brevi e una un po' più lunga. Grillo parlava dello spazzolino, di come praticamente ci laviamo i denti, poi lo buttiamo in discarica e poi viene bruciato e praticamente ce lo mangiamo come diossine, se così si racconta. Le bottiglie, seconda cosa, le bottiglie in Germania, anche quelle di plastica, non vengono riciclate, ma vengono recuperate e riutilizzate, quindi sterilizzate e riempite un'altra volta, quindi anche quelle di plastica. Rimane invece un po' sorpreso del racconto che ci fa Cristina sulla questione di Aquileia. Se è vero, come è vero,
che c'è un terreno inquinato di fronte ad una scuola di un poliambulatorio, che se è vero, come è vero, che tutti questi atti dimostrano praticamente la sostanziale inadempienza e inconsistenza da parte dell'amministrazione, non capisco perché, se magari è stato fatto non è stato detto, perché non è stata mobilitata, non sono stati mobilitati gli attivisti per fare un presidio e per far conoscere all'opinione pubblica una situazione di questo tipo, laddove non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista politico ha un impatto e potrebbe avere un impatto straordinario su tutta la città di Apuleia, perché prendere le mamme e dire mamme portiamo i bambini a giocare nel parco e far capire quindi l'impatto sull'amministrazione di quello che è il messaggio politico ed ambientale che un'operazione di questo tipo potrebbe avere. Non capisco perché, non capisco perché non è stato fatto, se è stato fatto perché non ce l'abbiamo raccontato. Fate le risposte cumulative, allora, se no si frammenta. Una mobilitazione di quel tipo non è stata fatta, te lo dico subito, ma anche perché le persone che mi hanno segnalato questo caso, ovvero gli attivisti che avevamo giù ad Apuleia, poi mi hanno detto possiamo fare questo o possiamo fare quell'altro, anche perché, come lo sai, non è che poi le decisioni le prendiamo noi 5, noi possiamo fare ovviamente il nostro lavoro, possiamo anche venire dietro i comitati così come sta accadendo su tante cose, su tante battaglie, però sinceramente se mi dici perché non l'ho fatto probabilmente ti posso anche dire perché personalmente non è venuto in mente a me ma neanche a nessuno dei 100 attivisti che siamo in questa sala qui o di quelli che ci leggono, perché io era 21 gennaio 2014 ho fatto un comunicato stampa, questa cosa è finita sui giornali, la trovi sulla mia pagina Facebook, la trovi sul sito internet Movimento 5 Stelle FVG, vuol dire che evidentemente non solo, tra virgolette, a me, che io quantomeno ho fatto l'interrogazione e ho chiesto all'amministrazione di intervenire, ma evidentemente non è venuto in mente a nessuno del